Ciao da Nicoletta, rieccomi nello splendido scenario del lago di Lugano e ho trovato per te una bellissima pillolina emblematica. Parla del millepiedi e la formica. Te la leggo. C'era una volta un millepiedi che camminava con le sue 1000 zampe tra le foglie d'erba di un prato. Una formica, anche lei a passeggio, lo vide, gli si avvicinò e cominciò ad osservarlo con curiosità. Ad un certo punto si fece coraggio ed attaccò bottone. «Scusa tanto, millepiedi», gli disse, «ma come fai a camminare così bene, senza inciampare né cadere mai, con tutti quei piedi che si muovono assieme? Io non ce la farei mai, non ne sarei mai capace». Il millepiedi si fermò tutto d'un colpo e cominciò a pensarci su. Non se l'era mai chiesto. Ci pensò e da quel momento non riuscì più a camminare senza incespicare. Cosa significa secondo te? Cos'è quella cosa che facevi in modo naturale o che potresti fare in modo naturale e che qualcuno ti ha chiesto come fai? E che ora non sai più fare con tanta naturalezza? Cosa sono quelle attitudini che sono in te e che non sai più sfruttare perché qualcuno ti ha chiesto o ti ha fatto capire o pensare che fosse difficile? Cammini con i tuoi 1000 piedi o con i 1000 piedi inciampi? A te la risposta. Ciao, ciao ciao, da questo splendido scenario, ciao!